Cari amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. C'è la partita della settimana e io sono sempre contento quando scelgo una partita del 90-91, che è il primo campionato che io abbia visto, sentito e vissuto da appassionato di calcio. Parliamo di Pisa-Juventus, siamo ancora a dicembre, questa si è giocata invece a gennaio, però insomma portiamolo questo Pisa-Juventus, ho portato questo librone che è la raccolta di tutti i film del campionato del Gueni Sportivo 90-91, che pesa non tanto, 3-4 tonnellate, e parliamo di Pisa-Juventus del 13 gennaio del 1991. È la 16ª giornata, la penultima del girone d'andata. Il Pisa era partito a razzo, vincendo le prime due partite, rimanendo imbattuto anche alla terza, poi è crollato miseramente e finirà in Serie B alla fine della stagione. La Juventus di Maifredi invece è va ancora a fasi alterne, una partita la fa bene, una partita male, un'altra bene, un'altra benissimo, un'altra malissimo, e finirà poi tutto in un disastro. Non è un disastro invece la partita della Juventus a Pisa, allo stadio Arena Garibaldi, quel 13 gennaio del 91, perché la Juventus vince addirittura per 5-1, tripletta di Pierluigi Casiraghi e doppietta di Roberto Baggio, mentre per il Pisa va in gol, lo sapete chi? Diego Pablo Simeone. Lo dico ai più giovani, è proprio lui, proprio l'allenatore attuale dell'Atletico Madrid, che quel volpone di Romeo Anconetani, presidente del Pisa, aveva scovato. Anconetani era un grande intenditore di pallone, è sempre passato come presidente vulcanico, come quello che litigava con i giornalisti, come quello che spargeva il sale prima delle partite sul campo, molto scaramantico, ma molto molto competente di calcio. È difficile che abbia sbagliato uno straniero, quando gli stranieri erano soltanto 3. È vero che in pochi li sbagliavano, ma veramente Anconetani ha pescato e pizzicato dei talenti e dei giocatori che poi ha rivenduto a tantissimo. Simeone, Chamot, tanto per citare quelli di quella stagione del 90-91, Larsen, che vincerà l'anno successivo, l'estate, non quella dopo, il campionato europeo con la Danimarca, tra l'altro diventando pure capocannoniere del campionato, nonostante fosse una specie di terzino, di mediano, era un tuttofare. Quella volta va male al Pisa, in quella partita la Juve vince 5-1, il gol di Simeone arriva sul 3-0, diciamo che la Juventus indirizza già nel primo tempo la partita. 3 assist di Thomas Hässler, tornante tedesco, che venne preso un po' come capro espiatorio insieme a Maifredi di quella stagione negativa, ma di cui la Juve si liberò un po' troppo facilmente, ricordato anche a Roma dai tifosi della Roma piacevolmente. Gran tiratore di punizioni e grande uomo assist, Thomas Hässler. 5-1 per la Juventus. Vi faccio vedere il Gueni Sportivo, dicendovi intanto che a fine stagione andrà male per tutte e due, perché il Pisa tornerà in Serie B e la Juventus, tra l'altro matematicamente proprio nella partita di ritorno persa contro la Juve 4-2 al Delle Alpi di Torino, e la Juve finirà fuori dalle coppe europee dopo 28 anni di partecipazioni consecutive. Questo è il Gueni Sportivo di Pisa Juventus 1-5. Vi faccio vedere un po' le due pagine che la rivista gli dedicò. Spero di non mettere le dita sopra. Questo è un gol di Roberto Baggio, questa è l'altra pagina. Mettete pausa ovviamente, io ve lo giro per far vedere un po' tutto quello che c'è nelle pagine, e vi faccio vedere anche le due squadre dall'album della Panini. Questo è il Pisa, che fino a quest'anno è stato l'ultimo Pisa in Serie A. Pisa allenato da Lucescu, poi esonerato, e tornò Giannini, allenatore della promozione dell'anno prima. E questa è la Juventus di Maifredi, che, come vi ho detto, combinò un mezzo disastro, finendo fuori dalle coppe europee dopo quasi 30 anni di partecipazioni consecutive. Non era una Juventus eccezionale, soprattutto in difesa, però aveva la coppia di attaccanti della nazionale formata da Roberto Baggio e Totò Schillaci, e scusate se è poco. Questa è la rubrica La partita della settimana. Ogni settimana analizziamo una partita del turno corrente di campionato, del turno che si giocherà in Serie A, e ricordando una partita analoga del passato, più o meno andandoci anche a ricollocare nello stesso periodo di quando si giocò quella che analizziamo e di quando si gioca questa.
adesso siamo a fine dicembre, quella si giocò a metà gennaio, siamo un po' elastici, ci siamo.